bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere, a nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita, siamo con te. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Kane is in the building.
Cosa provi, Lollo? Ma basta! Basta, Lollo! Vai a casa! Ah, ma fammi lo speaker! Ho già vinto il derby con speaker avversario. Adesso è stata anche la Croce Rossa. Ha vinto il derby con speaker avversario. Un solo speaker. Paolo Scrinti, un solo speaker. Vai a casa! Paolo Scrinzi, scusa? Cos'è che ha detto? Paolo Scrinzi? Un solo speaker? No, Lollo, cazzo, Paolo, devi andare giù tu. Lì vicino. Flavio, stessa roba, Reggio Calabria e Reggio Emilia. Di Reggio Emilia invece di Reggio Calabria, qualcosa del Tre stelle. Devo trovare diciamo il microfono. Soli. Ah, bravo. Mondo mi salto. E allora andiamo a conoscere gli stati che giocheranno oggi. Cominciamo dalla squadra di trasferta Rotola Volano Volley. Vai Greta! Signor Luca Palatini dice e più forte. Che passo! E a tutti voi che animate la palestra di Lecco da un gruppo con un po' di divertimento! Lollo, torni a piedi! Sicuramente non vieni su col pullman con noi. Ma sicuro. No, cos'è che hai sbagliato? Ho detto Reggio Emilia invece che Reggio Calabria. Ma già, è proprio dietro l'angolo, Sono vicine, no? Allora, dopo il ruolo improvvisato di speaker, torno al mio ruolo naturale, quello di telecronaca. Quindi, amici sportivi, buonasera.
e benvenuti alla 25esima giornata del campionato Serie B1 Girone B. Io sono Lorenzo Minacapelli che commenterà il match tra il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna contro la Rotoplas Volano Volley. No, almeno mi metto un po' più al centro, così non sono storto. Vabbè, ho già capito che questo scherzetto mi costa già il licenziamento per la prossima stagione, forse già per oggi. Quindi se non mi sentite contro Ripalta, che è la partita finale della regular season, sapete il motivo. Saluto i miei compagni di viaggio, Andrea Zeni, il nostro scoutman, Alan Berloffa, che torna alla cabina di regia. Saluto anche a Fabrizio Saba, che oggi non è qui presente, ma che ci sta sicuramente seguendo via etere. E quindi... Gli ultimi tuoi saluti. Saluta tutti. Speriamo di no. Ciao a tutti. Ovviamente saluto anche il pubblico qui alle mie spalle. Oggi è veramente a 1 millimetro, quindi può martellarmi quanto vuole ogni errore che dico. No, il problema è che non è referto elettronico che non funziona. Alan, da refertista elettronico di Volano vuoi andare giù a dare una mano? Beh, ho fatto lo speaker per niente, perché adesso si è già calmata si è già calmata l'aria. Adesso ha fatto un controllato di Cam 3 prima Gandhi con il pista un po' non partire, cioè gli ha dettato. Vabbè, intanto che provano a risolvere il problema andiamo con un piccolo giro di sponsor. Allora ritorniamo in diretta, ancora il problema del segnapunti elettronico non è stato risolto, quindi al momento siamo ancora sospeso al momento la partita. C'è il nostro coach Parlatiri che sta provando a risolvere, a vedere qual è il problema. Quindi stiamo intanto in attesa, intanto questa non è una bella cosa perché ovviamente l'attesa ovviamente ti raffreddi un attimo a livello fisico, quindi infatti ci siamo già fatti 4 ore di pullman e speriamo di non farne altre 4 per nulla. Lollo, stiamo per 1-2-2. Non gli risulta Intanto guarda, questa è una partita per la ancora metà di questo. Sì. Ovviamente allora intanto vi ricordo che la situazione di classifica vede il Giorgione ormai imprendibile al primo posto, poi al secondo e al terzo posto appaiati a 44 punti c'è Ostiano e Vicenza, e a un punto sotto ci siamo noi del Volano. Siamo noi 3 a giocarci gli ultimi 2 posti per provare ad accedere ai playoff promozione che possono valere un accesso alla Serie A2, che è il grande sogno del nostro direttore sportivo, anzi direttore generale Michele Boschi. Visto che continua a dirmelo, me lo continua a confessare. Ecco, saluto anche il direttore sportivo e tutto il CDA che non è qua. Allora, io ringrazio già il nostro direttore sportivo Simone Zoni che pian piano potrebbe aggiornarmi su alcune partite. Facciamo a tavolino o se deve farlo cartaceo? Allora, siccome ancora non si muove la situazione, andiamo un altro giro di sponsor e torniamo tra 30 secondi.
La roba bella è che come si chiama il primo arbitro mi ha venuto a dire fai la prova a microfono perché l'ultima volta non funzionava e siamo stati 10 minuti a perdere. È stato successo questo, sfortuna delle sfortune proprio. Sfortuna, dai, anche loro. Cazzo, se fai il riconoscimento possibile. Allora, io direi che intanto che si stanno scaldando le due squadre, io direi che andiamo già con un giro di sponsor, quelli totali. E sponsor totali qual è? Questo spot fine set, questo qui quello di spot di 3 minuti. Lasciamo di così, cita tutto, metti la musica sottofondo, spiega. Allora, la situazione prima, poi lasciamo andare solo con l'audio di campo, è che a causa di un problema legato al segnapunti elettronico sono costretti adesso a usare quello cartaceo, quindi ci vorranno penso 3-4 minuti per scrivere un po' tutto e poi sicuramente la partita incomincerà regolarmente. Quindi adesso vi lasciamo un attimo con le immagini del riscaldamento e torniamo fra poco. Allora è cominciata la partita, Manni alza in palleggio, il primo attacco è di Milani ma che viene difeso da Ottino, attacca Galbero, difesa del libero Moreschi, attacca Galbero, la palla si spegne sul nastro, primo punto della partita è per il Volley Academy, 1-0 quindi a favore della formazione allenata da Ivan Iosi. Allora Aurora Bertati al servizio. Battuto. Galbero riceve il servizio al centro, Ottino attacca. Si arriva Castiglioli. Devia il pallone ma non abbastanza per tenerlo nella metà campo bianca-rossa. Primo punto anche per la Rotoblat, 1 pari. Ottino al Ottino. Benedetta Campagnolo al servizio. Moreschi, Manni, attacco vincente di Sofia Milani, vale il secondo punto per il Volley Academy. Margherita Manni ora al servizio, la capitana rosso-azzurra.
Servizio battuto. Riceve Galbero, ancora lei. Portoli. Sedenna. Ci arriva per un pelo Maddalena Moreschi. Pari. Lalla Bortoli ora al servizio. La capitana biancorossa al posto di Giacomo De Valli. Servizio di Lalla Bortoli, si spegna in rete. Terzo punto per il Volley Academy. E al servizio Sofia Milani per la formazione di Ivan Iosi con 3-2 nel corso del primo set. Servizio in rete di Sofia Milani, 3 pari, complicità di Adriana, direi. Vero, servizio battuto. Manni attacca Merler, ma c'è la difesa. Ottimo pallonetto, difende Manni. Moreschi alza per Olimpia Merler. La palla è in campo di Olimpia Merler. Emma. Palla dentro, 4-3. Continua a protestare, infatti lo dice anche Parlattini. Era buona. Niente. Ci crede. Ma non ci crede. L'abbiamo detto tutti. 4-3. Allora, servizio Esther Pratissoli per il Volley Academy. Battuto. Riceve ancora Galbero. Portoli. Sedenna. Alla Sedenna. 4 pari. Sedenna. Chiara Sedenna. Greta Ioba al servizio. Brava Greta. Subito Manni. Merler si spegne. Forse c'era il quarto tocco. Ecco, è arrivato il quarto tocco. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Gianluca Branca di Reggio Calabria, non Luigi Viglia, come ho detto, postazioni free. E secondo Andrea Bonzanni di Bergamo. Job, Ottino, Sedenna. Sedenna. Allora, Greta Ioba ancora nel servizio dopo l'ottima difesa. Faccione sotto la curva. Tocco che non c'è, quindi l'attacco di Bertasi è out. 34. Merler, pallonetto, difende Campagnolo. 8-4 il punteggio. Arriverà il time out da Ivan Iosi, eccolo qui. Sponsor. Di nuovo in diretta, grazie, dalla palestra delle scuole elementari di Delevio in provincia di Sondrio. 8-4 il punteggio nel corso del primo set. Un break di 5-0 da parte delle nostre ragazze. Job, servizio. Manni. Merler difende Portoli. Job. Campagnolo in free ball. Moreschi. Milano. Muro di
Ancora Job al servizio. Su Foscari. Quarto tocco. 10° punto per la Rotoblast. Ancora Job. Milani. Arriva. Però Foscari evita con la free ball. Moreschi in difesa. Milani attacca Foscari, ma c'è la difesa di Galbero. Ottino, l'attacco è out. Viene qui la serie positiva della Rotoblast. 5-10 allora. Allora poi con l'aiuto del direttore sportivo magari vi aggiorno anche sugli altri punteggi, soprattutto sui campi di Ostiano e di Noventa Vicentina, dove stanno giocando le nostre principali avversarie. Ora Merler sparato in rete il servizio, quindi 11° punto per la Rotoblast. Senna. C'è l'audio del microfono, c'è solo il campo. È quello che sto dicendo. Allora, a 5 e 7 carino. Alla lunga, Ottino. Portata di Ottino. Oh, il palleggio. 6-12. Allora, servizio di Foscari. Battuto su Galbero. Bortoli. Ottino. Deviazione. Margherita Manni. È il 13° punto per la formazione trentina allenata da coach Luca Parlatini. Pronta Ottino al servizio. Battuto. Oddio del net. Ci arriva Moreschi. Ancora Moreschi in free ball. Bortoli. Campagnolo. C'è la free ball. Ancora sulla deviazione di Manni. Vero. L'oddio del net. Del muro, scusate, Foscari ha difeso. E passa l'attacco di Sofia Milani. Non può arrivarci Galbero per un soffio. 7-13. Questo è il presidente del Volley Academy. Sentito in cuffia, scusate. Voi probabilmente non lo sentite tanto. Aurora Bertasi al servizio per la formazione di Ivan Iosi. A pallonetto riceve giudice Galbero. Difficoltà Sofia Milani. Alza Manni. Merler. Attenzione, un po' di confusione nella metà campo. Chiara Sesenna. Palla out. Attacco out di Sesenna. 8° punto per la formazione di Ivan Iosi. Accorcia un po' le distanze. Servizio in rete di Aurora Bertasi. Quale il 14° punto per la Rotoblast nel corso del primo set. Vai Benny. Benedetta Campagnolo al servizio. Ricevuto Foscari. Manni. Attacca Milani. L'attacco vincendo non può arrivarci Sesenna. Quindi nono punto guadagnato dal Volley Academy. Allora, servizio la capitana fucsia blu di Ivan Iosi, Margherita Manni, che alza a campanile su Galbero. Bortoli. Galbero. Leggio. Cosa scosso ho preso? Ho già il confine, ho preso la scossa.
Bortoli in servizio. 7° punto. Elite non si è levato in tempo. Allora time out sponsor. In diretta dalla palestra delle scuole elementari di Delebio, provincia di Sondrio. 25ª giornata del campionato di Delebio. Il tornamento sul campo sul piano che il 7 per 15 a 15. Moreschi. Passa l'attacco di Sofia Milani lateralmente. Punto numero 10 per Volano per Sondrio, scusate. Sofia Milani al servizio. Battuto. Giudice. Ottino un po' in difficoltà. A chiamarsela un po', attenzione. Attacco di Pratissoli, viene neutrale. Non se la sono chiamata 2 volte. Questi sono i risultati purtroppo. Peccato. 11 a 16 allora. Voce raghe, voce! Luca comunque usa la carota e chiede calma alle sue ragazze. Sofia Milani ancora al servizio. Giudice riceve Bortoli. Vero. Palla in campo. 17 a 11. Confermato il punto. E in campo è pronto a servire. Ha ricevuto Milani. Foscari deve concedere una free ball perché l'attacco non era possibile. Ottino Muratta. Merler alza per Manni. Foscari ha difeso Bortoli. Ottino. Ottino. Allora, 18° punto per la Rotoblast. Allora, davvero. Servito Calbert. Ottino, out. L'attacco di Ottino. C'è il tocco. Ah, ecco. Infatti ho detto. Guardavo cosa dava, ma infatti no, io ho visto il gesto, ho detto c'è il tocco, ho detto. No, infatti la palla è out, 12 a 18. 12 a 18, allora. Punto su palla out di Eugenio Ottino. Pronta Pratissoli. Vero ha ricevuto. Giudice alza. Lato Ottino, pallonetto. Attacca. Foscari. Merler subito. Merler ancora. Manni. Foscari. Giudice. Lob. Col tocco che non c'è. Dava l'idea che c'era, invece no. 13 a 18. Alta. Allora, punto numero 13 per formazione di Ivan Iosi. Ottino pallonetto, Merler con Murata, Bortoli, Venna, Milani ha sfiorato il tetto, Manni. Pratissoli ha provato l'attacco ma ha accettato la difesa. C'è il punto
Chiara Seden. 19° punto per la Rotoblast. Intanto sul campo di Ostiano Manni. Subito Bertati. Beh, era perché almeno così si teneva un po' la giornata sulla classifica. Allora c'è il cambio. Olimpia Merler lascia il posto a Alessia Cerutti, numero 23, e Margherita Manni, la capitana, lascia il posto alla numero 7, Giorgia Angelica Ferronato. Quindi palleggio e schiacciatore, il doppio ruolo. Quindi prova a invertire il palleggio e lo schiacciatore. Ha fatto cambiato. No, ha cambiato schiacciatore per palleggiatore, per schiacciatore palleggiatore. Ottino, fatta l'attacco di Ottino. 7° punto per la Rotoblast. Allora, adesso c'è Sesenna al servizio dopo l'attacco vincente di Eugenia Ottino. Ace, può arrivarci Ferronato. Allora, ancora Sesenna al servizio. No, con lo zio del net non può arrivarci in potenza. Allora c'è stato un cambio anche ancora per il Volley Academy. È uscita Aurora Bertati ed è entrata la numero 22 Elisa Catani. 22-17 Arena. Perutti, Muratti, Via. Ribol, Voce. Bortoli, Campagnò. Oh lo. La difesa è riuscita, è arrivata Foscari. Al centro Galbero con un tocco che non c'è. Ma deve imparare, secondo me, a schiacciarla con l'altezza. Quei salti che fa potrebbe schiacciare veramente in prima linea, dico. Allora, servizio Federica Foscari che serve su Galbero. Bortoli, Campagnolo, mani out. Punto numero 23 per la Rotoblast nel corso del primo set. Eugenia Ottino, il servizio. Che ritardo. Ottino, tutto. Il video del net. Eugenio Ottino, 24-15. Pronto Ottino col set ball. A te. Primo set ball annullato. Allora 16-24 per la Rotoblast, punto 16 per la squadra di Vagliosi. Servizio Elisa Galatan. Spero averlo pronunciato giusto. Servizio su Galbero. Bortoli. Subito Bortoli dall'altra. Ha difeso Cerutti. Attacca Ferronato ma viene murata. Ci prova Milani. Difesa di Sesenna anche con l'ausilio del muro. Galbero pallonetto. Ci prova Foscari. Il centro Ottino. Allora aggiornamento dallo piano. Punto. Siamo 23-17. Anzi, confermo 25-18 per Arena Volley che vince il primo set. Noi 25-16. Pausa sponsor e torniamo tra poco.
la mamma di Gondello. Spero di no. Guarda Guarda il cellulare. Sto mandando un messaggio poi senti per scrivere. Oppa! Bella! Pestato, ma era sotto la rete. Fallo di seconda linea. Però la palla era sotto la rete. Tante volte lì sempre. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Che era contatto. Scusate l'attesa per commentare, che stavo aggiornando anche la parte social. Di nuovo in diretta, siamo sul 3-1. Bertazzi al servizio, Job attacca, ha salvato Foscari, Porto e Galbero Murata out, sì. Secondo punto per la Rotoblast, 3 punti invece per Sondrio. Vi riepilogo i punti di squadra, cominciamo da quelli del Volley Academy. 5 per Bertazzi e Merler, 4 per Milani. Solo 6 punti di squadra, 10 su errori della Rotoblast. Quanto riguarda invece la Rotoblast, vediamo prima questa azione. Milani non riesce la difesa a Giudice, 4 punto per Sondrio. Per la Rotoblast 7 punti di Sesenna, 6 Ottino, 2 Galbero, 3 Campagnolo, 1 Lala Bortoli. 19 punti di squadra e 6 su errore del Volley Academy. Arriva Moreschi a fare la difesa. Milani Murata, Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Dai Emma! al servizio, battuto su Foscari. Palleggio di Manni, ci prova Frattissoli, ma non passa l'attacco, ci passa invece quello di Jay Autino. Questo è il puro. 4 pari nel corso del secondo set. Galvero, servizio battuto su Milani. Manni, Olimpia Merler, niente da fare per Giudice. Quarto punto sì per Sondrio. No, scusate, quinto punto per Sondrio. Ma cosa sto dicendo? Sono troppo abituato alle partite in casa nell'ultimo periodo, scusate. 5-4 per Sondrio. Sofia Milani al servizio, riceve Giudice. Bortoli, Sesenna, Moreschi.
attenzione, giudice alza, Ottino attacca, non ci è arrivato Peschi, alla palestra di Delebio, 5 pari. Punti, dai. Allora, Job, Oreschi, Manni, attacca Foscari, ma c'è la difesa di Galbero anche con l'aiuto del muro. Attacca Galbero, c'è il punto di Galbero. Vantaggio Rotoblast nel corso del secondo set, 6-5 il punteggio. Merler, punto di Merler, 6 pari. Sì, ormai. Però li mandiamo in vita per pronta Ester Pratizzoli. Servizio su Galbero, Bortoli, alza, Ottino, salva Milani, Manni in free ball, riceve Sesenna, Bortoli, pallone. Gli ha alzato il... È iniziato anche il secondo set nella partita di Ostiano. Allora, ottavo punto per la Rotoblast. A servizio riceve Foscari. Merler ha difeso. Foscari attacca vincente. Settimo punto per Sondrio. Dai, avanti voi! Allora, Eugenio Ottino al servizio, 39, tutto, riceve Milani, ma c'è l'Ace. Eugenio Ottino, servizio, Peschi, Magni. Attacca subito per Bertati, ma c'è la difesa. Attacco vero. Sesenna out. L'attacco di Sesenna. Allora, ottavo punto per Sondrio. E al servizio la numero 12 Federica Foscari, che serve su Ottino. Bortoli in bugger per Galbero, c'è la difesa proprio di Foscari. Manni, Milani passa l'attacco, ma c'è la difesa di Giudice, lunghissima la palla, Galbero out. Troppo difficile questa alzata, anche Galbero. Rivoglio la mia possessione tranquilla. Bortoli, Sesenna, palla in campo di 11° punto per la Rotoblast. Dai Chiara, dai!
Stasi, Murata, Moreschi, Milani, porta, ci arriva Sedenna, attacca Ottino, scontata la difesa di Freschi, 12-9. Allora Benedetta Campagnolo al servizio. Sembra Foscari abbia ricevuto Milani, mani out. Punto numero 10. Punto numero 10 di Sondrio. Allora, per quanto riguarda il campo di Vicenza, 90 Vicentina, il derby non c'è, non riusciamo a darvi i punteggi perché non pubblicano nulla, non hanno la diretta, quindi siamo abbastanza all'oscuro per sapere come sta procedendo su quel campo. L'unica cosa certa è che sappiamo Coschiano. La certa è che sappiamo Coschiano ha perso il primo set pro Arena. 13. Bortoli al servizio, riceve Foscari, Manni, attacca Milani, ma l'attacco è out. Punto numero 14 per la Rotoplas. Arriverà il time out di Ivan Iosi, credo proprio di sì. Ah, ok. Sponsor. 25-14 Peschiera. È colpa mia. Ma siamo La colpa mia se vengono incassate le weekend. Di nuovo in diretta dalla palestra delle scuole elementari di Delebio. Siamo 14-10 nel corso del secondo set della 25esima penultima giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra il Volley Academy Valtellina e Valchiavenna e la Rotoplas Volano Volley. Primo set 16-25 per la Rotoplas. Pronta Lalla Bortoli al servizio. Che serve. Manni ci arriva, è riuscita a servirla bene. 11° punto di Sondrio. La giocata della capitana. Andiamo al servizio di Manni, autrice dell'ultimo punto. Servito su Galbero, arriva l'Ace, che vale il 12° punto per la formazione allenata da Ivan Iosi. Manni ha ricevuto 15° punto per Volano. Allora 14-12. Ricordiamo che a livello classifica arrivare a pari in merito con Ostiano e con Vicenza vorrebbe dire secondo posto per noi. Decisione giudice Bortoli. Ottino, difeso Moreschi. Manni, Milani. Basta! Giocato l'asta, infatti 16° punto per la formazione di Luca Parlatini. Vai Emma! Del muro Job 17-12. Monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Allora il cambio della formazione di Ivan Iosi è che è uscita la numero 11 Esser Pratissoli ed è entrata la numero 22 Elisa Galatan.
Calvero ha servito su Foscari, attacca Milani, c'è la difesa di Bortoli, giudice. Pallonetto sbagliato di Ottino, regala il 13° punto a Sondrio. Attenzione, un cambio, esce Emma Galbero ed è entrata Francesca Magazza. Sofia Milani al servizio, impegna in rete il suo servizio. 18-13. Greta Jover, fatta l'attacco di di Federica Foscari, scusate. 14-18. Allora, servizio Galatan, palla è out. Servizio out di Elisa Galatan. 19-14, allora il punteggio. Senna, servizio Milani, hit di Chiara Sesenna che vale il punto numero 20 della Rotterdam nel corso del secondo set. C'è il time out chiamato dai Magliotti. Allora fra pochissimo andiamo con gli sponsor. Sì, 16 a 25. Verso 25 a 18. A 18. 18. Dovrebbe essere su Facebook o YouTube. Siamo in diretta dalla palestra delle scuole elementari di Delembio. Posto Milani, Sesenna. La passa all'attacco di Foscari. Brava Lalla! 15 a 20. C'è un cambio, esce Olimpia Merler che ha spaccato una mano a quella che sta per entrare, Anetta Cerutti. Era con un super C che gli ha sfondato le mani. Mi sembrava da questo. Cerutti, servizio su Magazza, attacca Ottino, c'è la difesa di Foscari. Cerutti che sì, scusate, Foscari 16 a 20. Amorade! Cerutti, Ottino ha ricevuto Bortoli, la Campagnolo, batta 21 a 16. Allora 21 a 16. Servizio Eugenia Ottino. Milani riceve forte lunga. Subito Magazza evita possibili attacchi. 22 a 16. Un altro cambio per Volley Academy, esce Margherita Manni, la capitana, per la numero 7 Ferronato. 22 a 16. Tanto sul campo di Stiano mi hanno detto fa che 19 a 20. Eugenio Ottino
vale il numero 23 della Rotoplas. Bottino porta il punteggio sul 3-16. Bottino, pallonetto riceve Moreschi. Cerutti prova l'attacco ferronato, c'è l'invasione di Campagnolo, se non erro, di Lalla Bortoli. Comunque invasione sotto rete della Rotoplas, che vale il punto numero 17 per la formazione di Vagnosi. Ok. Campagnolo, vedete Campagnolo, 24-17. Allora, c'è il set ball per la Rotoplas, aggiornamento dal campo di Ostiano, 22-14 il punteggio a favore di Ostiano, che sta cercando di tenere la partita in parità. Campagnolo, ace, chiude così il primo set, il secondo set, 25-17. Allora, una piccola pausa e torniamo per l'inizio del terzo set. vuole Lollo, chi vuole Siggia. No, dai, Ti sento. Lollo sei in diretta. Vai come vuoi, parli come vuoi. Ho fatto il sondaggio.
Milani, 1 Ferronati, 2 Manni, 4 Foscari, 3 Merler, 18 punti di squadra e 15 su errore di Rotoblas. Lato Rotoblas 11 Sesenna, 11 Tino, Top 5 Galbergo, 7 Campagnolo e 2 Bortoli, 39 punti di squadra, 11 su errore di Volley Academy. Merlera servito continuo. Vero. Pari. Stavolta del servizio. Nero da parte della Rota. Pari invece sul campo di Vicenza, non sappiamo darvi l'aggiornamento. Ace della Rota. Ovviamente a livello classifica sarebbe importante che Vicenza e Ostiaco perdano peccato che noi ovviamente facessimo i 3 punti, ovviamente. Giudice Sesenna col tocco che non c'è, il tocco di Sesenna, non c'è il tocco sull'attacco di Sesenna, 4 pari. Job, mi chiede di Moretti, tu domani. 4 vedete qua si sta guardando zona playoff e zona retrocessione. So che il punteggio del gioco di uno pari era rifacile. Nuova Foscari, Federica Foscari riporta la parità, tutto pari. Spegnete la musica. Prima, quando hai rimutato te, avevo messo la musica che hai sottofondo. Ah, ok. Ah, ok. Attenzione, c'è la quarto tocco. Neanch'io. Sesenna, probabilmente non c'è stato il tocco sotto rete. Allora, servizio di Margherita Manni che serve su Galbero. Bortoli, Ottino. Attacco di Ugegna. Sei. Sesenna, servizio. Foscari. Merler. Passa l'attacco di Olimpia. Merler. Di nuovo parità, 7 pari. Entra con le mani, Sei proprio un Mimez. Ogni volta a sentire queste urla. Giudice. Bortoli, Ottino. Milani, Manni, Merler. Oh, Ottino. Sì, scusate, Campagnolo. Galbero.
Forse questa la portata netta. Bortoli, Ottino. Bottate! Dai, svegliati! 8-7. Di qua l'hai fischiata prima, eh? Sì, ma come la gara prima, la gara anche adesso. O tiene lo stesso metro. Voglio farvi Merler, Sudenna, Bortoli, Campagnolo. Vedete Campagnolo. Sì. Vogliamo far vincere lo scanzuolo allora. Spegne il rete il suo servizio 8-9. 5 pari? Ok, allora riassunto del terzo set. Al momento Ostiano e Arena sono sulla parità 5 pari, 1-1 anche nel quoziente set. Allora servizio dopo l'errore di Eugenio Ottino va Esther Pratissoli per Volley Academy. Servito su Ottino, Bortoli attacca Calvero, sbagliato completamente l'attacco Emma. 9 pari. Dritta e poi sposta. Allora il servizio ancora Pratissoli, parità di nuovo, 9 pari. Servizio Ottino, Colimma con una mano, Campagnolo, Bortoli, Besenna, tocca il tetto, tutto 10 per Vai Benny. Campagnolo al servizio invece del Campagnolo al servizio 19. Moreschi, il tocco non c'è. No, infatti ho detto il tocco non c'è, ho detto. Devo tenermi il dubbio perché ormai questi arbitri se lo danno non lo danno. Benedetto Campagnolo al servizio. Campagnolo. 19. E allora andiamo con gli sponsor col time out di Magliosi. Qui però Luigi Quieti no. Di nuovo in diretta dalla palestra di Delebio, 19 a favore di Polano nel corso del terzo set che può essere già decisivo. Campagnolo su Milani, Moreschi, Oscari a difesa, Studenna, Bortoli, Vero passa ma non la difesa di Moreschi. Merler passa l'attacco di Merler, punto numero 10. Ostiano intanto ho sentito dire poco fa che ha preso un attimino di vantaggio, 9-6 come ultimo check. Servizio su Merler di Ottino, scusate. Touch out.
10° punto, intanto mi confermano in arrivo da Ostiano, 10-6 il punteggio. Portoli. Manni. Pallonetto tentato da Bertati, ma c'è la difesa di Giudice. Non ci arriva la Academy. No. C'è arrivata Chiara Sesenna, 14-10. Portoli. Finito su Milani. Attacca Foscari. Ottino. Out. L'attacco. Sì, out. Niente tocca muro di Ottino. Infatti Ottino continuava a fare il segno delle dita. Servizio di Foscari. Galvero attacca. Punto. Campo. Manni. Bertati. Il tocco. C'è il tocco di attenzione. In 20 tocchi. Sveglia. Invasione a fischiare. Invasione Paolo. Invasione. C'è un cambio, esce Magalbero e entra Francesca Magazza. 12-15 punteggio. Scusate, mi è tornata la voglia di tornare ultra per qualche secondo. Bertati. Riceve Ottino. Bortoli. Attacca Sesenna. C'è la murata di Milani. Bortoli. Sesenna. Salvataggio miracoloso di Volley Academy. Ancora Ottino. Difeso. Sfiorato il tetto. Ottino. Si spegne sul nastro. L'attacco. 13-15. Paolo, 11 discoli. Dai, via la prossima. Bertati. Out. 10° punto per la Rotoplatz. Doppio servizio Moreschi, scusate. Milani Murata da Campagna. L'ha salvata ancora Merler. Magazza. Ci ha messo una pezza. Ottino. Rivedo Foscari. Milani. Catolata. No, Milani, scusate. Catolata Campagna. 17-13. 11 pari per chi? 11 pari per chi? È pari. È servito out e allora 11 pari tra Ostiano e Arena nel corso del terzo set. Allora Margherita Manni al servizio. Servizio su Giudice Bortoli. Ottino in free ball. Manni. Milani. Ha salvato Ottino. Campagnolo. Pallonetto di Merlero. La difesa Sesenna. Ottino. 3 volte Ottino. Una da seduta a momenti. Milani. Campagnolo. Muro vincente. 18-14. Allora esce Margherita Manni per Volley Academy, entrata Alessia Cerutti.
Allora, il terzo set al momento è in perfetto equilibrio, 12 pari. Arena. Al servizio. Dio! Net! 19-14. Per time out di Ivan Iodi, sponsor. Di nuovo in diretta dalla palestra delle scuole elementari di Delebio. 14-19. Un altro Anthony. L'odio del net. Allora esce Esther Prattissoli ed è entrata Elisa Galatan. Della rete. Infatti sono già lì pronte tutte, vai. Ancora Sedenna al servizio. No, volta non tocca il nastro. Milani, c'è la doppia fischiata contro 21. Allora, un altro cambio, entra Ferronato e esce Olimpia Merler. Allora, pronta Sesenna al servizio. Ormai Volano sta per andare a conquistarti 3 punti. I risultati di Vicenza e di Milano. Però l'ha trovato in un altro angolo. Il terzo net non è andato a buon fine questa volta. Ottino! Sì! Ottino! 22-14. Sì, però questo terzo nato stava per fare un terzo ace. 24 e sì 24, ma è già il match ball, no. 22-14. Ma no! 23-14. Anche se Senna ormai non. Senna 23-14. Abbonamento net. Scommessa net 15. Forte per le lunghe, Ottino! Anche portata di Galata però. 14, allora siamo già al match ball, quindi il nostro è quasi fatto. Allora entrano Bortolotti, Carlotta Petruzziello ed escono Chiara Cesenne e Lalla Bortoli. Allora palla match per la Rotblast. Allora noi il nostro l'abbiamo fatto. In attesa di scoprire cosa faranno Stiano e Vicenza. Bortolotti, attenzione a momenti, un altro ace così ci ha messo una pesta Moreschi. Inizio e out. Allora il nostro l'abbiamo fatto. Volano Volley vince 3. Abbiamo vinto! Sì, sta calma che dobbiamo ancora capire come va sugli altri campi. Intanto comunque seconda vittoria di fila. Volano batte Sondrio 3-0. Netto 3-0, 14-25 il secondo set. Allora stiamo per chiudere la nostra diretta. Grazie a Lamberloff, cabina di regia, Andrea Zeni, il nostro mago delle statistiche. Allora vi ricordo che la prossima partita sarà l'ultima di campionato e vedrà la Rotblast in casa sabato 11 maggio alle ore 20:30 contro il CR Transport Ripalta. Quindi venite numerosi perché potrebbe essere un giorno importante per la Rotblast. Allora chiudiamo qui fra un attimo. Vi ricordo che
Allora andiamo, vi saluto così. A tutti voi l'auguro di una serena notte. Mi domandano perché, la risposta è molto semplice.